Pronto un piano per la sanità veneta in vista del picco di ricoveri, l'annuncio del governatore Zaia che ribadisce l'importanza di restare a casa. Troppe persone sottovalutano la pericolosità del coronavirus, per questo da Mestre Emanuela Celanto, con padre e marito in terapia intensiva, lancia un appello a restare a casa. Mestre e Marghera deserte, i provvedimenti anticontagio sono rispettati dai residenti e nelle due città si presenta uno scenario inedito. Durissima presa di posizione della CGIL che attraverso i suoi legali ha diffidato il Comune di Venezia chiedendo di attivare al più presto provvedimenti anticontagio. Troppa gente al funerale, intervengono i carabinieri e multano il parroco, multato anche impresario funebre all'esterno della chiesa arrabbiato per non essersi aggiudicato il funerale. Un intervento da 25 miliardi per sanità, imprese, famiglia e lavoro, ad annunciarlo è il sottosegretario candidato sindaco a Venezia Baretta. A Murano circa 2000 persone senza più lavoro tra cassa integrazione e licenziamenti a causa del coronavirus, in pochi giorni chiuderanno quasi 200 aziende. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Ancora una volta inevitabilmente l'emergenza coronavirus in primo piano, perché sono saliti a 1318 i positivi al virus in Veneto, con una crescita di 269 casi rispetto alla rilevazione di 24 ore fa. Si tratta comunque di dati parziali perché siamo in attesa del nuovo bollettino ufficiale della Regione del Veneto previsto pare fra circa un'ora. 32 i decessi, 2 decessi in più, uno a Treviso, l'altro a Bassano del Grappa, mentre sono 308 i ricoverati in area non critica, 83 i pazienti in terapia intensiva, più 2 rispetto al bollettino di 24 ore fa. Dati che ha reso pubblici il governatore Zaia, che oggi ha chiesto un piano Marshall per la sanità del Veneto. Sentiamolo. Da un lato abbiamo la necessità di ricavare spazi e quindi stiamo letteralmente preparando un piano, un piano Marshall se vogliamo definirlo così, contro il coronavirus. Dall'altro, in questo piano Marshall, in questo piano strategico del coronavirus, dall'altro abbiamo anche necessità di contingentare gli afflussi agli ospedali relativi ad alcune attività che si possono procrastinare. Un piano Marshall per la sanità veneta per far fronte ad una situazione di emergenza mai vista prima e che secondo le proiezioni degli algoritmi sulla crescita dell'epidemia potrebbe presto raggiungere livelli drammatici, anche perché, prosegue il Presidente, il dato dei contagiati è riferito solo alle persone sottoposte a tampone, molti altri potrebbero essere asintomatici e contribuire alla diffusione del virus inconsapevolmente, di qui l'importanza di stare a casa. Probabilmente in più in molte famiglie del Veneto ci sono i positivi, sono asintomatici. Io auguro a tutti di restare asintomatici e di non saperlo mai che lo sono positivi e asintomatici, ma è bene che il contagio non si diffonda. Se ci diffondete il contagio alla velocità che abbiamo in proiezione nelle previsioni, svuotiamo gli ospedali, ma li svuotiamo dei pazienti che dovremmo curare per riempirli di pazienti coronavirus. E oltre un certo limite, cari veneti, care venete, non c'è più il punto di non ritorno, perché oltre il punto di non ritorno significa che non ci saranno più posti per curare i malati. Giusta dunque, secondo il governatore, l'ulteriore stretta del governo alle aperture di negozi ed attività per evitare ai cittadini occasioni di uscire, ed ancora l'appello a restare a casa e al senso di responsabilità di tutti. La verità è che questo virus manda le persone in terapia intensiva. E in terapia intensiva, mi spiace di essere duro, ci vanno le persone per essere intubate, cioè vuol dire che una macchina respira per i polmoni, perché i polmoni non ce la fanno più a respirare. Serve l'impegno di tutti, prosegue Zaia, che risponde anche ai medici di famiglia sulle difficoltà di rifornire tutti con mascherine. Addirittura una partita di 500.000 mascherine è arrivata allo snoganamento ed è letteralmente scomparsa, ha raccontato il governatore. C'è il mondo intero che sta chiedendo di comprare mascherine, camici, occhiali e guanti usa-getta. Però insomma, siamo in consegna, abbiamo avuto delle consegne anche questa notte, siamo in consegna.
Ovviamente non riusciamo a riempire i magazzini ospedali, ma portiamo di volta in volta. Infine, l'appello ai donatori di sangue, perché la paura di questi giorni ha fatto calare in modo preoccupante le donazioni. Un appello lo faccio ai donatori di sangue e veramente di cuore vi chiedo di metterlo in evidenza. Non abbiano timori, i reparti sono in sicurezza e quindi vi chiedo veramente di fare un appello ai donatori perché si presentino per le donazioni, perché altrimenti andiamo in difficoltà. Governatore Zaia, che fra poco sarà in studio ospite del nostro vice direttore Ferdinando Avarino, ma si continua a sottovalutare il coronavirus e la sua pericolosità. Sentite questo appello davvero drammatico di Emanuela Celant, è un'infermiera che si ritrova sia con il padre che appunto con il marito in terapia intensiva. Questo è il suo drammatico appello. La mortalità è vero che è bassa, ma c'è e questo virus colpisce tutti e quando incontra qualcuno di più fragile non ha pietà. E se voi pensate che vabbè poi tanto si finisce in terapia intensiva, sì, loro fanno di tutto per tirarti fuori, ma non sta scritto da nessuna parte che si debba arrivare a questo perché voi vi scocciate a stare a casa. Io vi chiedo, vi supplico, statevene a casa. Infermiera titolare di uno studio di estetica a Mestre, Emanuela ha 42 anni e da 15 giorni il coronavirus sta sconvolgendo la vita della sua famiglia. È appena uscita dalla quarantena preventiva assieme al figlio di 7 anni e alla madre di 76. Suo padre e suo marito di appena 42 anni invece sono ancora in terapia intensiva. Ieri papà ha dovuto gli hanno fatto una tracheotomia perché non peggiorava ma non migliorava nemmeno e quindi diciamo i medici hanno optato per questo step successivo che ad oggi in 24 ore ha dato già dei miglioramenti, quindi insomma ha fatto del bene a papà. Mio marito invece ieri era stato estubato, però purtroppo oggi l'hanno rintubato di nuovo in via preventiva per un'infezione batterica. Per Emanuela non è stato facile uscire allo scoperto e raccontare il suo dramma in un video che ha diffuso su internet con decine di migliaia di visualizzazioni. Ma era troppo anche il dolore nel vedere tanta gente che ha la fortuna di stare bene continuare a comportarsi come nulla fosse. Non intasate le terapie intensive per la vostra leggerezza. Il coronavirus colpisce tutti. Non è un gioco, non è uno scherzo. Io vi voglio dire solo una cosa. Non tocca sempre solo gli altri. Io ci sto mettendo la faccia e vi sto raccontando la mia storia, quello che sta facendo alla mia famiglia. Può toccare a chiunque. Intanto Mestre e Marghera sono praticamente deserte, vediamo. Venezia è ormai deserta da giorni e anche il suo entroterra ha risposto agli appelli a rimanere in casa, uscendo solo in pochi e determinati casi di necessità per contenere e limitare le possibilità di contagio da coronavirus. Non incrociare un'automobile in pieno giorno in un'arteria usualmente trafficata come Corso del Popolo è il primo segnale che anche a Mestre, almeno fino al 3 aprile, le cose non saranno più come prima. Poco più in là, Piazza Ferretto è quasi completamente vuota, pochissimi passanti. Le saracinesche rigorosamente abbassate, come prescritto dal nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sedie e tavolini accatastati negli angoli, sotto i portici, dovranno attendere parecchio prima di tornare ad essere utilizzati. In un'atmosfera surreale, una volante della polizia attraversa la piazza deserta. Il virus non si sposta da solo, dicono gli esperti, cammina per le strade assieme alle persone e le strade di Mestre sono vuote. A poter rimanere aperti in questi giorni sono in pochi, i negozi di generi alimentari. In Piazzale Candiani si fa la coda per entrare a fare la spesa scaglionati.
Evitare assembramenti, limitare al massimo gli spostamenti non è solo un dovere civico a beneficio di se stessi e della collettività, ma anche un obbligo sul cui rispetto vigilano le forze dell'ordine. Anche la tangenziale offre uno scenario inedito rispetto a quella che fino a ieri era normalità. Pochi mezzi per strada, spesso di trasporto merci. Piazza Mercato a Marghera restituisce lo stesso scenario di Mestre. Difficile trovare un precedente in cui si è vista una cosa del genere. Uno scenario che si ripete anche nelle zone commerciali. La grande distribuzione, a parte gli alimentari, rimane chiusa. I parcheggi sono deserti. Questi i fotogrammi davvero inediti che ci arrivano dalla terraferma, mentre c'è da registrare una durissima presa di posizione della CGIL nei confronti del Comune di Venezia. Vediamo. La CGIL metropolitana ha formalmente diffidato il Comune di Venezia chiedendo l'applicazione senza ulteriori ritardi di precauzioni anticontagio da coronavirus. Già la settimana scorsa quasi tutte le sigle sindacali avevano contestato la mancanza di provvedimenti per prevenire eventuali contagi tra il personale e chi si reca negli uffici aperti al pubblico. Appelli che, secondo la diffida dei legali della CGIL, non hanno mutato l'assenza di mezzi di protezione individuale per i dipendenti e persino di indicazioni su come operare in situazioni di evidente rischio contagio, tanto da far passare la parola agli avvocati con l'invio della diffida a Cafarsetti. È un preavviso di denuncia alle autorità competenti se non verranno immediatamente attuate tutte le prescrizioni del governo. In questo momento la giunta comunale non sta, secondo noi, tutelando la salute dei lavoratori del Comune di Venezia, che vuol dire non tutelare nemmeno la salute dei cittadini. Più di 2000 lavoratori continuano a recarsi nei posti di lavoro. Alla Polizia Municipale, ad esempio, non sono state fornite mascherine di ricambio all'unica in dotazione, né salviette per la decontaminazione delle divise e bombolette vaporizzanti per la disinfestazione delle auto di servizio. Prese di posizione analoghe a quelle del sindacato si sono verificati anche in sede politica. Il consigliere del gruppo misto Ottavio Serena ha denunciato come le convocazioni delle commissioni consiliari procedesse senza prendere atto dell'emergenza sanitaria in corso. Noi invece crediamo che tutti i servizi non essenziali vadano chiuse, che tutte le attività che possono essere spostate a distanza vadano spostate, che il lavoro agile previsto dai decreti del governo venga immediatamente attuato, perché dobbiamo continuare a garantire servizi, ma non possiamo esporre lavoratori e cittadini a rischi. Fare finta che questa emergenza non ci sia è gravissimo per i lavoratori e per la cittadinanza. I carabinieri di una stazione del Veneziano sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi durante una cerimonia funebre. Sono stati denunciati il parroco che celebrava il funerale davanti a diverse persone e il titolare di un'impresa funebre concorrente a quella cui era stato affidato il funerale, postosi di traverso, impedendo di fatto la ripartenza del corteo con salma al termine della cerimonia. Al parroco è contestata l'inosservanza dei provvedimenti del decreto anticoronavirus che vieta, tra le altre cose, le cerimonie di ogni tipo. Denunciato anche l'imprenditore funebre concorrente a quello che svolgeva il trasporto della salma, trovato sul posto evidentemente senza un valido motivo e responsabile con la propria condotta anche di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Succede anche questo ai tempi del coronavirus. Intanto il governo, per bocca del sottosegretario Baretta, annuncia un intervento da 25 miliardi a sostegno dell'economia. Abbiamo chiesto al Parlamento di autorizzarci a spendere 25 miliardi di euro. Ciò dimostra sia la gravità del problema, ma anche la serietà e la determinazione con la quale intendiamo confrontarci, intendiamo combatterlo. Una risposta adeguata alla gravità della crisi e dell'emergenza provocata dal coronavirus. È quella annunciata da Pierpaolo Baretta, candidato sindaco a Venezia, ma anche sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze del governo Conte. Pensiamo di stanziare
una cifra importante, circa 2 miliardi per i supporti tecnici, i nuovi macchinari, le mascherine, tutto quello che serve, ma contemporaneamente anche per il personale sanitario, gli straordinari, le assunzioni sia pure a tempo. Un'altra voce importante dei provvedimenti urgenti varati dal governo è dedicata alle ricadute dell'emergenza sanitaria sul lavoro. Estendere la cassa integrazione ai guadagni per tutti i settori, anche quelli che oggi non ce l'hanno, cassa integrazione in deroga per evitare i licenziamenti. Penso al settore alberghiero che non ha oggi la cassa integrazione, alberghiero, turistico in senso lato, penso alle nostre spiagge di questo territorio, penso alla abnegazione con la quale lavorano e alle difficoltà di queste settimane. Provvedimenti e fondi speciali sono indirizzati anche a famiglie ed imprese. Ecco i congedi parentali a disposizione o i voucher per poter gestire babysitter per chi deve recarsi comunque al lavoro, ma contemporaneamente abbiamo a cuore l'impresa e quindi dobbiamo fare in modo che le nostre imprese abbiano la possibilità di tutela. Decideremo la sospensione dei pagamenti, che sono anche alcuni dei quali sono tra pochi giorni, penso all'IVA del 16 di marzo, ma penso anche ai mutui, e non solo sospenderemo i mutui, ma decidiamo anche che il loro rientro sia graduato nel tempo, sia rateale, in modo tale che non ci sia l'aggravio. E a proposito di economia, c'è un'intera isola in ginocchio, è quella di Murano. Murano chiude. Senza turismo, l'isola del vetro nella laguna di Venezia alza temporaneamente bandiera bianca. Tutto il settore del vetro, tra produzione e vendita, è in ginocchio, alle prese con una crisi mai vista prima. La quasi totalità delle circa 200 aziende ha chiuso i battenti, lavoratori sospesi fino a data da destinarsi, tra cassa integrazione e licenziamenti in arrivo. Nelle maglie della crisi anche il maestro Giancarlo Signoretto, tra i maestri vetrai più conosciuti al mondo, che racconta. Abbiamo superato con difficoltà l'acqua alta e oggi ci troviamo davanti al coronavirus. Le fabbriche purtroppo non ce la fanno più, sono al collasso. I nostri titolari non sanno più cosa inventarsi per poter tenerci a lavorare. Purtroppo il nostro circuito è fatto di turismo. Lavoriamo collegati con gli alberghi, con le gite, con le visite private. È molto raro che Signoretto si conceda ai microfoni. Lo fa anche per sostenere i colleghi e tutto il settore del vetro. I nostri 1000 anni di storia non voglio che il coronavirus li attacca. Anzi, sarà difficile per il coronavirus buttarci giù. Faccio un appello a tutti i maestri, a tutti i titolari d'azienda, negozi, non negozi, tutto il settore quello che parla di vetro. Diamoci una mano e teniamo duro. Anche lui è rimasto senza lavoro e lancia un appello accorato alle istituzioni. Un appello alle istituzioni: non dimenticate quest'isola, perché a scuola studiano anche il vetro. E quando parliamo del vetro parliamo di 1000 anni di storia, parliamo di tutti i maestri che hanno fatto la storia. E questo è anche un esempio per avere rispetto anche per queste persone. Adesso io non sto qua a piangermi addosso, vivo anch'io una situazione difficile, devo stare a casa e dovete farlo anche voi. Non do insegnamenti a nessuno e non sono nessuno, però prima che passeremo questo momento non bello, io penso che prima ne usciremo e sono convinto che poi la nave riparte. Da Murano al Veneto orientale, dove è risultato positivo un infermiere del reparto di ortopedia di Portogruaro. A seguito del riscontro, spiega l'ULSS 4, sono state avviate tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli regionali e aziendali sia nei confronti del personale ospedaliero che dei pazienti ricoverati. L'esito dei tamponi è confortante, tutto il personale sinora controllato è risultato negativo, così come i pazienti ricoverati in reparto sono asintomatici. All'unità di ortopedia è stata avviata anche l'attività di sanificazione. E nei giorni della grande emergenza c'è spazio anche per gesti concreti di solidarietà. A novembre si sono fatti conoscere e apprezzare come gli angeli dell'Acqua Alta. I giovani di generazione 90 tornano a proteggere la città
mettendo a disposizione braccia, gambe e un sorriso per consegnare gratuitamente la spesa a domicilio agli anziani che non possono muoversi di casa per evitare il rischio contagio dal coronavirus. Abbiamo iniziato più o meno domenica. Venezia si svegliava in una situazione molto complicata, dalla sera alla mattina si trovava in zona rossa e nessuno sapeva bene cosa fare, come muoversi e come comportarsi. Noi abbiamo fatto l'unica cosa che tendenzialmente di solito ci viene abbastanza bene, cioè quella di metterci al servizio di chi ne ha più bisogno. E così abbiamo iniziato. Grazie alla chiamata tantissimi volontari si sono messi a disposizione, adesso ne contiamo circa una quarantina e copriamo tutto il territorio della città di Venezia, comprese Lido, Murano e Giudecca. Si è così creata una bella rete di solidarietà che opera però con criteri molto rigorosi. Seguendo tutte le regole e le norme messe a disposizione dall'OMS e dal Ministero della Salute, perché prima di tutto ci interessa salvaguardare la salute dei nostri volontari, che agiscono, e lo ripetiamo sempre, gratuitamente, ma sia soprattutto delle persone che andiamo ad aiutare, perché spesso sono anziani in difficoltà. Quello che ci viene meglio sicuramente è fare un lavoro di vicinato, di vicinanza. Cerchiamo di mandare persone che vivono già vicino alle persone che vanno ad aiutare, proprio per evitare di girare troppo per la città. Infine un incoraggiamento che fa bene al cuore di tutti noi. Se avete qualsiasi domanda, qualsiasi informazione, trovate tutto quanto sulla nostra pagina Facebook, Generazione 90, ci sono 2 numeri da chiamare, uno per prenotare le spese, uno invece se avete delle domande, delle curiosità. Non ci resta altro da dirvi che andrà tutto bene e ne siamo sicuri e insieme ne usciremo. E lo spaccio di droga non si ferma nemmeno in questi giorni di emergenza, così come l'attività dei carabinieri. I carabinieri della stazione di Cannareggio, durante un servizio di controllo del territorio, hanno scoperto nascosti fra le calli 2 persone con diverse quantità di droga. A quel punto i militari sono risaliti al fornitore, un italiano di 28 anni incensurato, residente in Sestiere Cannareggio e disoccupato. In casa aveva parecchia droga, in parte già suddivisa in dosi, pronta per essere venduta. Durante la perquisizione sono stati trovati 500 grammi di marijuana, 130 di hashish e diverse dosi di MDMA, la droga sintetica, più diversi contanti, quasi certamente provento dell'attività di spaccio. Al termine degli accertamenti il 28enne è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del processo per direttissima. Fra pochissimi minuti qui in studio con Ferdinando Avarino, il governatore del Veneto Luca Zaia, che farà il punto della situazione di questa ennesima giornata di emergenza. Adesso per noi ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Tempo dinamico, come è consueto del resto che sia nel mese in corso. Venerdì 13 marzo non si esclude infatti una lieve instabilità. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso e coperto dappertutto e sarà possibile anche in giornata qualche piovasco, specie sui monti del Bellunese. Sarà in genere invece più asciutto altrove. Temperature minime tra 1 e 9 gradi, massime invece tra 14 e 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia e Giulia, anche qui il cielo risulterà molto nuvoloso, vedete, su tutti i settori, con occasionali precipitazioni in genere di debole intensità. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime tra 14 e 15 gradi. Condizioni di bel tempo invece sul Trentino Alto Adige, dove sarà maggiormente soleggiato. Temperature minime sui 3 gradi, massime decisamente calde fino a 20 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.